Settima e conclusiva di questa serata dal Savio di Cesena, sostituita una ruota bucata a Commodore Horse, il numero 6, e adesso si può andare in partenza con 8 soggetti di 3 anni al via, non vincitori di 7.500 euro nella carriera. Corsa che vede Cayman favorito nei confronti di Cesare dei Veltri e Chopin Griff, molto vicini nella valutazione sia tra di loro che al rivale dichiarato Cayman, che partirà in seconda fila. Si va in partenza, come già detto sono 8 al via con l'1 Cedro Bro, 2 Cesare dei Veltri, 3 Chopin Griff, 4 Cooper GV, 5 Country Matley, 6 Commodore Horse. Seconda fila 7 Cayman, 8 Capunca e lo schieramento che si va a completare lungo la curva di sinistra. Parte molto lontano Cayman, problemi per Country Matley. Si parte con Cooper GV che cerca di andare al comando nei confronti di Cesare dei Veltri, che difende la posizione interna nei confronti dell'avversario, rimane al comando, galoppa Cedro Bro. All'esterno Cooper GV cerca di farsi posto alla corda, lì però c'è Chopin Griff che si difende alla corda e mantiene la seconda posizione. Terzo è Commodore Horse, Cooper GV per il momento rimane allo scoperto. I primi 200 passati in 15 da Cesare dei Veltri, che è in vantaggio nei confronti di Chopin Griff, mentre ci sono problemi per Commodore Horse che è andato a incocciare contro Cooper GV e i due si erano agganciati. Ora un po' di parapiglia, nel frattempo sul rallentamento viene via Cayman, che aveva perso metri in partenza, ma adesso si va a portare a diretto contatto con il leader. Va deciso Cayman all'attacco di Cesare dei Veltri, cerca di prendere in contropiede l'avversario, che però dopo una curva in 16,3 ribatte. Cesare dei Veltri in vantaggio, all'esterno Cayman, poi ancora Chopin Griff, mentre perde contatto Cooper GV scavalcato da Capunca. 1-1 per la metà gara di Cesare dei Veltri, che è in vantaggio. Ovviamente vale meno per Cayman, che arrivava da lontano. Chopin Griff spettatore del duello al chilometro, che i due passano apparigliati in 1.16.1. In vantaggio Cesare dei Veltri, Cayman all'esterno, Chopin Griff che cerca di tenere il contatto, riaccelera Cesare dei Veltri che cerca di mettere in difficoltà l'avversario, che se l'è fatta tutta di fuori, prova ad avvicinarsi ai primi. Capunca, la dritta opposta alle tribune, passata in 14.4. Cesare dei Veltri in vantaggio nei confronti di Cayman. Chopin Griff, ancora Capunca, l'ultima curva con Cesare dei Veltri che cerca la fuga nei confronti di Cayman, di Chopin Griff e di Capunca. Cesare che a 200 metri dalla conclusione ha una lunghezza di vantaggio, fa 15,5 l'ultima curva. Cesare dei Veltri in vantaggio, Cayman che lo segue, poi Chopin Griff. Cesare in vantaggio nei confronti di Cayman, Cesare dei Veltri che porta a casa la vittoria nei confronti di Cayman, mentre per il terzo posto Chopin Griff si difende dall'arrivo di Capunca. 1.15.4 il ragguaglio cronometrico, 37 la chiusa, il successo di Cesare dei Veltri. Roberto Vecchione per il training di Holger Ehlert, i colori della scuderia Craybred. Il successo è il figlio di Muscle Mass, che porta a casa il percorso di testa nei confronti di un ottimo Cayman che fa una super prestazione al largo, ma può essere solo secondo. Al terzo è Chopin Griff avanti a Capunca.